È il terzo giorno che abbiamo presso le nostre strutture ricoverato i soggetti che erano nel pullman che venivano dalla Grecia. Sono in totale 26 persone, di queste 24 dopo il test molecolare sono positivi, quindi posti in isolamento. 2 che erano contatti all'interno del pullman sono quindi in quarantena. Tutti contagiati e vaccinati con doppia dose, eccetto 2 che fanno parte dei 4 pauci sintomatici con lievi sintomi. L'intervento dell'ULS 3 per contenere ulteriori contagi è stato tempestivo. 8 di loro sono stati sistemati nei Covid Hotel, 16 nell'ospedale di comunità di Noale, 2 nel reparto di pneumologia di Dolo. È fondamentale capire la dinamica che ha portato a questo tipo di positività. Qui non si tratta di una relazione, di un contatto breve, di un pranzo assieme, di momenti anche ravvicinati ma brevi. Qui siamo di fronte a un caso di un pullman che è stato per 5 giorni in tour tra l'Italia, molto poco, ma soprattutto la Svizzera, e in cui queste persone hanno vissuto di fatto tutto il tempo insieme, oltre al fatto che tranne pochi casi sono comunque soggetti di un'età intorno ai 50-60 anni, ecco, quindi non ragazzini, non ragazzi giovani. La microbiologia ci ha dato un'indicazione proprio qualche ora fa che c'è una carica virale di un certo rilievo, per cui sarà possibile fare un sequenziamento tecnicamente importante, insomma è rilevante. Come rilevante è un altro aspetto. Entro i 5 giorni i 3-4 casi un po' più diciamo sintomatici sono stati processati per l'effettuazione della terapia con gli anticorpi monoclonali. Il pullman è giunto ad Ancona dalla Grecia su nave per poi dirigersi a Milano, in Svizzera, in Belgio e alla fine a Venezia. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULS 3 ha preso contatti con le varie autorità per favorire eventuali indagini epidemiologiche nelle altre località. Riuscire a intervenire per tempo è stato fondamentale, visto il sovraffollamento di turisti in città con oltre 95.000 presenze nel fine settimana. Gestire un numero così elevato, così impatto importante, non è una cosa così semplice, soprattutto nel giro di 4 ore essere riusciti a chiudere la partita collocando le persone in sicurezza e quindi mettendo in sicurezza i loro possibili contatti, insomma, ecco.